Buongiorno Presidente, Giovanni Boschini di Arcigay Varese. Quest'anno finalmente il Gay Pride si riesce a fare. Come l'avete organizzato? Quali manifestazioni si terranno e quali invece no? Allora lo faremo in una forma un po' diversa quest'anno, stiamo riprendendo gradualmente anche noi, una settimana di eventi in digitale sul sito varesepride.it e un evento finale in presenza a Villa Toplitz, dove chiuderemo con la Varese Pride Night, mentre il classico corteo purtroppo anche quest'anno non si può fare per le chiare normative anti-Covid, però dal 2022 speriamo appunto di poter tornare a sfilare per le vie del centro. Quindi meno del solito, ma comunque una presenza ci sarà. Assolutamente sì, ormai da diversi anni Varese celebra il Pride e sono molto contento di questo e orgoglioso insomma, anche del sostegno del comune di Varese.